Buonasera ragazzi, buonasera a tutti, buonasera a chi ci segue da casa. E iniziamo il nostro culto. Vorrei leggere con voi un testo che si trova in Filippesi 1, dal versetto 12 al versetto 21. E dice così: desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti quelli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo, ma quelli annunciano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente, pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene. Che importa? Comunque sia, con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunciato. Di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. So infatti che ciò tornerà a mia salvezza, mediante le vostre suppliche e l'assistenza dello Spirito Santo e dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita sia con la morte. Infatti, per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Vi invito ad alzarvi in piedi e che possiamo iniziare il nostro culto con una preghiera. Signore, noi ti ringraziamo, Padre, per l'opportunità che abbiamo di essere qua. Grazie, Signore, per tutto quello che tu sei nelle nostre vite, Signore. Ti chiedo che ti invitiamo, Padre, invitiamo il tuo Spirito Santo ad essere in questo luogo, Signore, che tu possa camminare, Signore, in mezzo a noi e che il Signore possa parlare ai nostri cuori, Signore. Guida ogni momento di questo culto, Signore, che possa essere, oh Padre, fatto solamente per te, Signore. Nel nome di Gesù, Signore. Amen.
Gloria a Dio. Io sono contento di essere qui. Voi senti anche voi? Ok. Mi ero un po' impaurito per un secondo. Ciao Miguel. Amen. Sono contento, dai. Continuiamo. In potenza, combatti per noi, tutti si inginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello immolato, hai vinto e spezzato le catene del peccato. Tutti si inginocchieranno qui davanti a lui, tutti si inginocchieranno.
vicino, sei sceso in terra gridando, perdonati dal tuo amore, cosa ci dividerà? Che splendido nome è, che splendido nome è, il nome di Gesù mio Re. Che splendido nome è, incomparabile, che splendido nome è, il suo nome, splendido nome è, il suo nome. La morte è vinta, il velo è spezzato, la tomba è vuota per sempre. Il cielo proclama la tua gloria, perché sei risorto mio Gesù, senza rivali, senza eguali, ora e per sempre tu sei Re. Tu hai il regno, tu hai la gloria, santo è il tuo nome, mio Gesù. Che potente nome è, il nome di Gesù mio Re. Che potente nome è, incomparabile, che potente nome è, il suo nome, senza rivali, senza eguali, ora e per sempre tu sei Re. Tu hai il regno, tu hai la gloria, santo è il tuo nome, mio Gesù. Che potente nome è, che potente nome è, il nome di Gesù mio Re. Che potente nome è, incomparabile, che potente nome è, il suo nome, che potente nome è, il suo nome, che potente nome è, il suo Pastore?
Se possiamo alzare un... Ok, a posto. Il file è quello in centro proprio, allo schermo. Ok. Stasera andiamo a scuola di matematica. C'è una formula lì da imparare, che è la formula della vittoria. Chi è che gli piace perdere qua nella vita? Alzi la mano. Nessuno. Anche a me piace vincere. E la parola di Dio ci dice che c'è una formula che è quasi matematica per poter vincere nelle situazioni della vita. Primo, vedere una necessità. Secondo, vedere che ci sono delle difficoltà tra la necessità e la realizzazione del progetto. E infine, capire che c'è un'opportunità straordinaria di vedere Dio all'opera in quella difficoltà. Okay? Grandi uomini di Dio hanno vissuto queste situazioni costantemente e hanno sperimentato una grande vittoria. Perché? Perché hanno visto una necessità, hanno affrontato le difficoltà e alla fine hanno avuto l'opportunità di vincere insieme al Signore. Però prima di leggere qualsiasi testo io vorrei pregare insieme a voi e chiedere al Signore che ci parli questa sera. Ok? Dice così: Signore nostro Dio, nostro Padre, io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù di parlare ai nostri ragazzi questa sera e ti chiedo, Signore, che abbiamo l'opportunità di vederti all'opera. Signore, grazie per la tua parola santa che ci dà l'opportunità di capire le cose dello Spirito a fondo, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora, ogni generazione che noi vediamo descritta nella parola di Dio, partendo dalla generazione di Abramo, arrivando fino alla generazione degli Apostoli, che sono stati gli ultimi grandi eroi descritti nella parola di Dio, poi ovviamente nelle epoche ce ne sono state altre, ogni generazione ha avuto l'opportunità di lavorare per il Signore, di combattere per le cause di Dio e di vincere delle grandi sfide. Per esempio, la generazione di Giosuè aveva la necessità di entrare nella terra promessa, aveva un grande ostacolo di fronte a sé. Vi ricordate qual è stata la prima città che loro hanno visto appena entrati nella terra promessa? È stata la città di Gerico, che aveva delle mura, dice il testo biblico, invincibili. Ma loro hanno ascoltato il Signore, hanno lottato per il Signore, hanno sconfitto la città di Gerico con un evento soprannaturale e finalmente hanno avuto l'opportunità di vedere Dio all'opera. La generazione di Esdra, per esempio, un'altra generazione che ha avuto una grande difficoltà. Esdra era uno scriba, un sacerdote che aveva la difficoltà di purificare il popolo perché il popolo era sposato con delle donne straniere, i figli che loro avevano insieme a queste donne straniere adoravano altri dei e lui aveva la possibilità di vedere Dio all'opera facendo che cosa? Purificando il popolo, e il popolo veramente è stato purificato. Ogni generazione che ha il privilegio di vedere Dio all'opera con potenza è perché ha cominciato a vedere una grande necessità, ha affrontato grandi difficoltà che si ponevano in mezzo e infine ha colto l'opportunità di vivere i miracoli di Dio. Questa era la generazione di Neemia ed è quello che noi studieremo questa sera. La generazione di Neemia aveva un grande problema. Doveva ricostruire le mura di Gerusalemme, doveva ridare dignità al suo popolo. Perché? Perché le mura spirituali nell'antichità rappresentavano la protezione di Dio attorno al suo popolo, ossia le mura della città di Gerusalemme erano crollate, distrutte dai popoli stranieri che li avevano invasi e quindi loro, gli ebrei, intendevano che quello che c'era in quella città è Dio non ci sta più proteggendo. Ma Neemia aveva una grande difficoltà perché è stato lui a essere chiamato a capo di quella generazione per guidare il suo popolo a ricostruire le mura spirituali affinché il popolo di Dio potesse di nuovo avere una dignità. È stato lui, ma c'era un grande problema: lui era uno schiavo
e lui ha detto: Signore, c'è una grande necessità, io vedo una grande necessità, ma c'è un grande problema, c'è una grande difficoltà, ossia io sono schiavo, non so cosa fare perché questa situazione possa essere risolta. E il Signore gli ha dato una liberazione. Il re che lui serviva gli ha detto: puoi andare a Gerusalemme, vai con tutto quello che ti serve e ricostruisci le mura della città dove tu abitavi. E ovviamente quando lui è arrivato là, la parola di Dio ci racconta nel libro di Neemia che lui ha fatto un giro delle mura di Gerusalemme, e la parola ci racconta che le mura erano talmente malmesse che a un certo punto non riusciva neanche più a fare il giro della città, ha dovuto fare un giro molto più grande, e la parola di Dio ci dice che la situazione era veramente disperata. Allora che cosa è successo? Neemia ha detto: ok, dobbiamo costruire le mura di Gerusalemme, ma abbiamo un grande problema perché abbiamo bisogno di una squadra. Abbiamo bisogno di persone che abbiano ben chiaro l'obiettivo dove dobbiamo arrivare, abbiano ben chiaro che dando dignità alla città noi saremo veramente di nuovo il popolo che Dio ama. Da lui parte la visione, la difficoltà erano subito all'inizio, ma l'opportunità di vedere Dio all'opera era veramente grande. È per questo che lui ha invocato il nome del Signore, ha detto: Signore, dammi una squadra con cui io possa lavorare e ricostruire quelle mura e dare dignità di nuovo al mio popolo. Il primo testo che noi leggeremo oggi si trova lì. Non è questo? Oh, manca un testo. Manca uno, se no lo leggiamo da qua. Ok, c'è qualcuno di voi che ha l'applicazione della Bibbia nel telefono? Sì, bravissimi. Ok, il libro di Neemia, capitolo 3. Andate lì. Qualcosa è successo nel trasferimento dei dati. Ok, capitolo 3. Dal versetto 1 fino al versetto 7-8. Eliasib, sommo sacerdote, si mise al lavoro con i suoi fratelli sacerdoti, e insieme costruirono la porta delle pecore, la consacrarono e vi misero i battenti. Continuarono a costruire fino alla torre di Mea, che consacrarono, e fino alla torre di Cananael. Accanto a Eliasib lavorarono gli uomini di Gerico, e accanto a loro lavorò Ezacur, figlio di Imri. I figli di Sena costruirono la porta dei pesci, ne fecero l'intelaiatura e vi misero l'intelaiatura, e i battenti e le serrature e le sbarre. Accanto a loro lavorò alle riparazioni Meremot, figlio di Uria, figlio di Acos. Accanto a loro lavorò alle riparazioni Mesullam, figlio di Berechia, figlio di Mezzabel. Accanto a loro lavorò alle riparazioni Sadoc, figlio di Bana. Accanto a loro lavorarono i Tecoiti, i cui più importanti non vollero sottomettersi a lavorare all'opera del loro signore. Joiada, figlio di Pesea, figlio di Mesullam, di Besoiada, restaurarono la porta vecchia, ne fecero l'interaiatura e vi misero i battenti e le serrature e le sbarre. Accanto a loro lavorarono alle riparazioni Melatia, il Gabaonita, Iadon, il Meronotita, e gli uomini di Gabaon e Mispa, che dipendevano dalla sede del governatore d'oltre il fiume. E la parola che è più usata in questi testi, questi nomi che sono sconosciuti, è la parola accanto. Accanto, accanto. Che cosa vuol dire accanto? Vicino, vicino, vicino. Qual era la prima formula per ricostruire le mura di Gerusalemme? Queste persone dovevano stare una vicino all'altra. E la parola vicino è fantastica, perché non è soltanto un vicino geografico, deve essere un vicino molto più sociale, molto più spirituale. Allora, cari miei, vi do una brutta notizia: se noi non siamo vicini l'uno all'altro, se voi ragazzi non siete vicini l'uno all'altro, e non solo geograficamente ma anche spiritualmente, non avete lo stesso obiettivo, non avete la stessa visione, sarà molto difficile che noi ricostruiamo le mura di questa nazione, che sono distrutte da tante situazioni difficili, di giovani che non hanno più speranza, non hanno più direzione, e l'unica generazione che può dare una direzione siete voi, che conoscete il Signore Gesù e che conoscete la salvezza in Lui. Amen.
Possiamo farlo insieme? Se non c'è unità, cari miei, se non c'è vicinanza gli uni agli altri, noi non potremo mai ricostruire le generazioni che ci sono vicine a noi e che non hanno più speranza. Allora ascoltami bene, ti do qualche dato perché così tu capisca che cosa sta succedendo in questa città, in questo paese, che è una città e un paese che hanno assoluto bisogno, assoluta necessità di una testimonianza forte. Negli ultimi 2 anni i suicidi adolescenziali in Italia sono aumentati del 75%. Negli ultimi 2 anni il consumo di sostanze stupefacenti in Italia è cresciuto del 30%. Circa il 70% di giovani adolescenti, ossia della fascia che va dai 13 ai 17 anni, fa uso regolare di pornografia sui canali social. Quindi la generazione che noi stiamo vivendo, che voi state vivendo, è una generazione che non ha più mura di protezione spirituale. Quando i ragazzi cominciano a diventare adulti, cominciano a entrare in depressione, cominciano a entrare in difficoltà sociali enormi. E voi dovete testimoniare a Cristo, ma se noi non siamo uniti uno accanto all'altro, noi non potremo fare lavoro di squadra e noi non potremo testimoniare che c'è salvezza in Cristo Gesù, nostro Signore. Accanto, carissimi, ascoltatemi bene adesso, accanto non significa essere seduti uno vicino all'altro. Accanto significa che noi abbiamo lo stesso obiettivo, la stessa direzione e la stessa visione per ricostruire le mura di questa nazione che ha bisogno di una testimonianza forte. Se i giovani della Chiesa Battista Agape non escono fuori insieme per dare una testimonianza forte, questi giovani vanno all'inferno con problemi serissimi in questa vita, ma sta a noi giocare di vedere quella necessità. Allora, vicino a te, nella tua classe, nel tuo posto di lavoro o ovunque tu sia, c'è un giovane, un adolescente, un preadolescente o un giovane plus che ha difficoltà a vivere una vita sociale seria, una vita psicologica sana, e sai a chi attingerà quella persona per avere un po' più di speranza, un po' più di visione? A te e a tutti noi. Noi dobbiamo essere uno accanto all'altro per ricostruire questa spiritualità in Italia, che ha bisogno di una generazione forte che lavora uno a fianco all'altro. Le mura spirituali del nostro paese sono devastate. Sapete, se noi vogliamo cercare differenze tra di noi, le troveremo sicuramente. Noi avremo differenze culturali. Qua ci sono diverse nazioni rappresentate. Noi abbiamo differenze sociali e qua ci sono diverse rappresentanze sociali. Ci sono differenze di lingua, ci sono differenze di educazione, ci sono differenze di modi di pensare, ci sono differenze di tutti i tipi, differenze di età. Qua c'è un dinosauro insieme a dei neonati, assieme a dei cuccioli, ma noi abbiamo una e una sola ragione per stare insieme in questa sala: conoscere Cristo e trasmettere Cristo al di là di fuori, dove non c'è speranza, dove non c'è nessuna visione spirituale. Le mura sono crollate e noi dobbiamo avere sensibilità di vedere questa necessità, di affrontare le difficoltà insieme che ci separano dalla testimonianza di Cristo e arrivare a vedere l'opportunità di vedere Dio all'opera. Tu vuoi vedere Dio all'opera? O vuoi che Dio sia soltanto una teoria in questa sala di culto? O vuoi che tu sia accanto alla persona, accanto a te, solo come una questione sociale? A volte sai che io vorrei vedere nel mondo spirituale qualcosa di invisibile, no? Quante pareti sottili e invisibili ci sono tra di noi. Noi siamo seduti uno a fianco all'altro, ma queste pareti invisibili mi piacerebbe vederle, ma è meglio che non le veda, che il Signore solo le veda. Ma io vorrei davvero che queste pareti invisibili potessero crollare affinché possiamo essere una squadra e lavorare per la gloria di Cristo. Lavorare per vedere tanti giovani arrivare in questa sala di culto e dire: io ho conosciuto il Signore attraverso quei giovani della Chiesa Battista Agape, io so che là c'è un Dio che opera
miracoli, io so che là c'è un Dio che salva, io so che là c'è un Dio che mi dà una speranza diversa da quello che avevo ieri. Io vorrei tanto vedere questa generazione lavorare insieme per questa gloria, ma dobbiamo spaccare le barriere. Dobbiamo spezzare queste barriere, perché senza le barriere noi riusciamo a essere una e una cosa sola e testimoniare efficacemente. Gesù ha pregato così una volta, Giovanni capitolo 17 versetto 21: Padre, io voglio che siano uno come io e te siamo uno, affinché il mondo creda che io li ho mandati. Il mondo non può credere se noi non siamo uno. Posso dirti una cosa? Gruppetti di appartenenza o gruppetti di affinità sono molto più piccoli che non la tua Chiesa. Chiesa è molto di più, cari miei. Chiesa è essere fratelli in Cristo. Chiesa vuol dire che il sangue di Cristo scorre nelle mie vene, nelle tue vene, e noi dobbiamo andare al di là delle barriere culturali, dobbiamo andare al di là delle barriere personali, dobbiamo andare al di là del passato. A volte ci sono delle cose che pesano sul nostro cuore perché si sono fatti degli errori nel passato. Allora avete due pastori, ascoltami bene, avete due pastori che si conoscono da 25 anni, ok? Io conosco il pastore Caio da 25 anni, è un mio amico. Lavoriamo insieme da 10 anni. Un pastore italiano e un pastore brasiliano. Tu pensi che siamo sempre d'accordo? Non è così. Ma da 10 anni siamo insieme. E tutte le volte che noi abbiamo avuto divergenza di opinione, pastori, ma i due pastori a volte pensano diverso. Sì, io sono italiano, lui è brasiliano, ma c'è una cosa che mettiamo sempre insieme. Qual è la cosa che porterà gloria a Cristo? Qual è la cosa che porterà persone alla salvezza? Mettiamo insieme la nostra ricchezza, mettiamo insieme la nostra diversità e cominciamo a lavorare per la gloria del Signore. Hai capito il messaggio? Bisogna fare dei salti di qualità, cari miei. Gruppi di affinità hanno un valore molto inferiore, che non è la spiritualità di due fratelli o di due sorelle o di un fratello o di una sorella che lavorano insieme per la gloria di Dio. Non so se avete visto nell'elenco che abbiamo scorso. C'erano un sommo sacerdote che lavorava alla costruzione delle mura. Un sommo sacerdote che era abituato a essere sempre ben vestito con l'abito sacerdotale, ben profumato, ben curato, perché tutti gli arredamenti, tutti i vestiti del sommo sacerdote dovevano essere perfetti per presentarsi alla presenza di Dio. Ma quando lui ha visto una necessità, ha visto la difficoltà, ha detto: mi tiro sulle maniche e comincio a mettere un mattone sopra l'altro. C'erano dei profumieri che lavoravano alla costruzione delle mura. Hai letto insieme a me, sì o no? Hai letto insieme a me, sì o no? Sì? Allora, c'erano dei profumieri che hanno lasciato il loro bel laboratorio dove si creava lo Chanel numero 5, il Gianni Versace per femme e per homme. E che cosa hanno fatto? Hanno cominciato a prendere i mattoni e uno sopra l'altro hanno messo dei mattoni. Perché? Perché c'era una necessità, c'era una difficoltà, ma loro hanno colto l'opportunità di fare che cosa? Di vedere Dio all'opera. Ascoltami bene. Dobbiamo spogliarci di noi stessi per vestire la maglia della nostra squadra. Troppe volte c'è ego. Troppe volte ci sono io al centro. Noi dobbiamo superare le barriere perché questa squadra sia una squadra vincente. Squadra che è divisa non vincerà mai. Squadra che litiga non vincerà mai. Squadra che comincia a parlare male l'uno degli altri non vincerà mai. E la squadra di Dio è una squadra che non guarda al passato, è una squadra che guarda all'oggi con l'opportunità di scrutare il futuro, con una generazione che capisce il messaggio di Cristo attraverso la nostra squadra. Due
spiriti opposti fra loro. Andiamo avanti, siamo rimasti qua indietro. Eccoli qua. Guarda che cosa c'era in quel testo. C'è scritto: i Tecoiti, di cui i più importanti non vollero sottomettersi a lavorare all'opera del loro Signore. Allora i Tecoiti, sai chi erano? Erano i nobili della città. Erano quelli che erano stati in città, che avevano titoli nobiliari da secoli e che dicevano: noi siamo i cittadini nobili più importanti della città e noi non lavoreremo insieme a voi perché noi abbiamo una reputazione da difendere, non ci tireremo sulle maniche insieme agli altri. Ma c'è un benedetto, e si chiama proprio benedetto, che si chiamava Baruch. Dice così il testo: Baruch, il cui significato è benedetto, figlio di Zabai, ne restaurò con ardore un'altra parte dell'angolo fino alla porta della casa di Eliasib, il sommo sacerdote. Questo benedetto, sai che cosa ha guardato? Ha detto: io lavorerò con ardore, con forza, con entusiasmo, perché questa è l'opera che Dio vuole che io faccia e io la farò con tutto me stesso. Ogni tanto c'è un fratello, dov'è Riccardo? È di là forse, no? Gli ho detto: Riccardo, prima o poi io per te costruirò una stanzina con una branda, perché tu tutte le volte, tu sei qua, tutte le volte che io vengo tu sei qua, e quando non ci sono io ci sei anche ancora. Ossia, ci sono delle persone che per costruire l'opera di Dio spendono di se stessi, ci mettono entusiasmo, ci mettono voglia, ci mettono dinamismo, ci mettono tutto quello che loro sono e rinunciano alle proprie cose. Perché? Perché sanno che c'è qualcosa di importante in gioco. La tua vita è stata salvata. Ascoltami bene quello che ti sto dicendo adesso. Okay? Chi qua dentro, alzi la mano per favore, si definisce cristiano? Alzi la mano. Ok. Cosa vuol dire cristiano? Piccolo Cristo. Cristo ha dato la sua vita per te affinché tu possa manifestare la sua vita in te. Hai capito? Quando io divento agente segreto di Cristo e nessuno sa che sono un cristiano, c'è un problema serio. Noi dobbiamo essere una squadra che va fuori nel mondo e che è orgogliosa di definirsi cristiana e che mostra che c'è la salvezza in Cristo Gesù. E quest'uomo con il suo comportamento, non con la sua bocca, ha detto: io ho qualcosa da spendere e farò tutto il possibile perché l'opera di Dio possa andare avanti, e lo faccio insieme ai miei fratelli. Tu sei disposto a fare insieme ai tuoi fratelli qualcosa per questo mondo? Perché Cristo ha dato la sua vita per te. Baruch. Il nome Baruch significa benedetto. Chi fa l'opera di Cristo in squadra è benedetto da Dio. Tu vuoi maledizione o benedizione? Tu pensi che quei Tecoiti lì siano stati benedetti da Dio? La parola di Dio ci dice che non si sono sottomessi all'opera di Dio. E quando una persona non è sottomessa, è ribelle all'opera di Dio. E quando è ribelle, sei sotto la maledizione di Dio. Ah, Signore, ma io non ho abbastanza conoscenza per trasmettere Cristo agli altri. Bugia. Sai perché? Perché Cristo ha detto una volta ai suoi discepoli: non preoccupatevi di quello che dovete dire, perché sarà lo Spirito Santo a riempire la vostra bocca. Voi aprirete la vostra bocca e vi sarà dato in quel momento quello che dovrete dire. Il nostro unico compito è quello di essere sottomessi all'opera di Cristo. Ma dobbiamo essere una squadra, dobbiamo rompere le barriere delle differenze. Quando noi guardiamo alla necessità e quando noi guardiamo all'opportunità di vedere Dio all'opera, le nostre differenze spariscono, cari miei, se ne vanno, perché l'opera è più grande della mia vita. Cristo ha detto, Cristo ha detto: io sono venuto per servire, non per essere servito. Non c'è l'ego al centro della nostra esistenza, c'è Cristo. Se tu sei un vero cristiano, ci deve essere Cristo al centro. E noi automaticamente diverremo una squadra, automaticamente diverremo una squadra che vince, che ha un'unica visione, che è quella di salvare anime per la gloria di Dio. È questo che ci insegna il testo di Neemia. Allora sta attento.
C'era un grande problema, andiamo avanti. Erano in pochi, ok? Erano in pochi e dovevano fare un grande lavoro. Guarda che cosa dice il testo. I nostri avversari dicevano, essi non sapranno, ossia i nemici dell'opera che stava per essere fatta, non sapranno e non vedranno nulla finché non saremo piombati in mezzo a loro. Allora li uccideremo, faremo cessare i lavori, e i giudei però che risiedevano vicino a loro vennero 10 volte a riferirci questo da tutti i luoghi in cui provenivano. C'erano persone che gli dava fastidio quello che i giudei stavano facendo. L'opera che loro facevano non piaceva a nessuno, ai popoli intorno. Perché? Perché loro godevano nel vedere l'opera di Dio distrutta. E sai chi c'era dietro questo? La parola di Dio dice in Giovanni capitolo 10, versetto 10, che il nemico non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma Gesù ha detto, io sono venuto perché abbiano vita e vita abbondante. Cristo è lì per lavorare insieme a te, la tua squadra è lì per lavorare insieme a te, fianco a fianco, distruggendo le barriere che ci dividono, ma ricorda bene una cosa, il nemico farà di tutto per distruggere l'opera. E c'è un problema grosso in quella situazione, c'erano poche persone e questi uomini costantemente cercavano di distruggere l'unità di quella squadra. Allora guarda che cosa dice Neemia ai suoi uomini, dice, io dissi ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo, l'opera è grande ed estesa e noi siamo sparsi sulle mura, distanti l'uno dall'altro. Dove udrete il suono della tromba, là radunatevi con noi, il nostro Dio combatterà per... Buonasera. Il nostro Dio combatterà per... Sì, c'è il testo, ok. Ok, un caffè, mi raccomando, un caffè bello forte, napoletano, ok. Combatterà per noi. Così continuavamo i lavori, mentre la metà impugnava la lancia allo spuntar del giorno, all'apparire delle stelle. Ossia, dove c'era la necessità, il popolo si radunava, stavano insieme. Sai quando è che il nemico lavora? Quando tra di noi ci sono delle brecce. Quando tra di noi ci sono degli spazi aperti. Allora il mondo spirituale, cari miei, è fatto così. Uno a fianco all'altro, accanto, per usare la parola di Neemia, uno accanto all'altro, il nemico non ha possibilità di penetrare. Uno distante dall'altro, il nemico penetra perché c'è una breccia. E il Signore un giorno ha detto a un profeta, io ho cercato qualcuno che stia sulla breccia per me, ma non l'ho trovato. Allora il Signore è qua per dirti stasera, tu sarai uno che creerà ponti invece di creare vuoti all'interno di questa generazione. Perché è occasione di creare vuoti, è occasione di creare brecce, ce ne sono sempre. Si litiga, si parla male gli uni degli altri, o addirittura c'è indifferenza gli uni verso gli altri. Questa è la cosa peggiore di tutte. Ma quando io sono accanto alla persona, al fratello o alla sorella, e lotto insieme a lui, allora questa fa la differenza. Allora la squadra, anche se siamo pochi, siamo uniti. E quando c'è una necessità, sapete che cosa dovete fare? Suonare la tromba. Fratello, sorella, vieni a aiutarmi perché ho necessità. Ho bisogno che tu stia al mio fianco, perché il nemico sta penetrando qua. E Neemia ha avuto l'idea giusta. Ha chiamato persone là dove c'erano le brecce per coprire quella breccia e per fare la differenza nel momento in cui c'era la necessità. Allora, ultima cosa che ti voglio dire. Allo stesso tempo, vediamo di cambiare slide per favore. Allo stesso tempo io dissi al popolo, ciascuno di voi e i suoi servi passi la notte a Gerusalemme per far la guardia con noi durante la notte e riprendere il lavoro di giorno. Io poi, i miei fratelli, i miei giovani, gli uomini di guardia che mi seguivano, non ci spogliavamo, ognuno teneva le armi a portata di mano. Sapete che cosa bisogna fare per conquistare una generazione per Cristo?
Allora ascoltami bene. Adesso ti do 5 secondi per pensare a un tuo collega di lavoro o un tuo compagno di classe che non conosce Cristo. Quello più vicino a te, ok? Quello che ti è amico, che forse ancora non gli hai parlato di Cristo. Tu non sai se domani lui sarà qua sulla terra, ok? E quella persona, se non conoscerà Cristo, dopodomani sarà all'inferno per l'eternità. Tu sai questo? È questo che ci dice la parola di Dio, che se uno non crede, l'ira di Dio rimane sopra di lui. Giovanni 3,36. Questo testo ci dice che per guadagnare quell'anima noi dobbiamo lavorare giorno e notte insieme. Neemia aveva sempre le armi addosso. Neemia vegliava di notte. Neemia combatteva anche quando non si poteva combattere. Perché? Perché sapeva che in gioco c'erano delle cose serie. Serie. Anime conquistate oppure anime perdute. Noi non possiamo più scherzare, ragazzi, con queste cose. Dobbiamo creare un'unità in questo gruppo. Dobbiamo spezzare le barriere, perché anime sono in gioco, ma dobbiamo lavorare giorno e notte. E ultima cosa. Adesso però arriviamo alla vittoria, perché queste persone in questi 2 mesi, neanche 2 mesi, hanno lavorato per creare unità, hanno colto l'opportunità. Dice così il libro di Neemia: le mura furono portate a termine il 25° giorno di Elul in 52 giorni. E quando tutti i nostri nemici seppero, tutte le nazioni circostanti furono prese da timore e provarono una grande umiliazione, perché riconobbero che questa opera si era compiuta con l'aiuto del nostro Dio. Adesso chi è che era a piangere? Era il nemico che diceva: ce l'hanno fatta. Era impossibile, ma era impossibile per gli uomini, ma possibile per Dio. E le popolazioni attorno sono state umiliate, perché Dio aveva lottato per loro. Voi pensate che sia facile conquistare anime per Cristo? Non lo è. Ma ti posso raccontare una piccola esperienza. Diversi anni fa, tanti anni fa, no? Il mio ministero principale, qua c'è anche mia figlia che collaborava un po' in questo ministero, è stato quello di fare feste cristiane per bambini evangelistiche, no? Eravamo un gruppo che avevamo clownerie, facevamo pupazzi, facevamo giochi di prestigio, facevamo un sacco di attività, no? E ci hanno invitato in tantissimi posti, asili, ospedali, feste private, chiese, abbiamo fatto di tutto e di più. Sono stati gli anni più belli del mio ministero in quell'epoca. Allora sta attento. Noi ci preparavamo, perché tu sai che per fare una festa evangelistica di questo tipo ci vuole una preparazione di mesi, ok? Mesi. Oggi io quando predico mi preparo qualche ora, ma quella predica per bambini era una cosa complicata, ok? E io pensavo che la tecnica che noi usavamo, questa preparazione enorme che facevamo, potesse fare la differenza. E tutte le volte Dio mi stupiva, sai perché? Perché tutte le volte che andavamo a fare una festa, i commenti delle persone erano: la cosa più bella che noi abbiamo visto oggi è l'unità che c'è tra di voi. Ho detto: Signore, abbiamo lavorato tanto per la tecnica, ma l'unica cosa che si vedeva era l'unità del gruppo. Hai capito cosa ti sto dicendo? Lottare insieme, con un'unica visione, facendo cadere per terra le differenze che abbiamo. Basta gruppi di appartenenza. Mescoliamoci gli uni con gli altri, perché siamo stati tutti salvati da Cristo con un unico scopo, che è quello di manifestare la gloria di Dio attraverso di noi. Là fuori c'è una generazione che ha bisogno di noi, ha bisogno di voi, ma finché non siete una squadra, Dio non potrà fare opere straordinarie. Ascoltami,
Neemia ha visto una necessità, ha visto tutte le difficoltà, ma ha detto: io voglio vedere e voglio avere l'opportunità di vedere Dio all'opera. Io sono qua per dirti una cosa stasera. Tu vuoi avere l'opportunità di vedere Dio veramente all'opera? Dio non è una teoria e basta. Dio è reale. E quando Dio comincia a operare, miracoli succedono. Io prego e Dio risponde. Io prego e Dio fa le cose. Perché? Perché Lui ama profondamente l'unità dei Suoi figli e l'unità corrisponde a testimonianza. È questo che succede nel mondo spirituale, ma bisogna avere coraggio. Anime sono in gioco, i tuoi compagni sono in gioco, i tuoi colleghi sono in gioco. Loro hanno bisogno di conoscere Cristo e lo faranno attraverso una generazione unita. Io vorrei fare un esperimento questa sera. Ok? Adesso ci alziamo tutti, ok? Per favore. Adesso tu farai una cosa che è rappresentativa, ok? È simbolica, ma che ti fa capire che cosa tu dovrai fare non solo oggi, ma nel futuro. Spezzare barriere e creare unità per vedere Dio all'opera significa andare verso la persona che tu non conosci e dirgli: lavoriamo uno accanto all'altro, ok? Molla il tuo gruppo di conforto adesso e vai a dare un abbraccio a una persona che tu non conosci e poi rimani lì e preghi insieme a lei, ok? Molla, fai questo nel nome di Cristo Gesù. Se tu sei un vero cristiano, fallo. Cerca una persona che tu non conosci per niente, ok? Amen. Allora ti chiedo di fare una cosa. Adesso che tu hai cercato e hai trovato la persona e i ragazzi qua davanti, mollare la propria zona di conforto. Forza. Dai. Ok, adesso noi pregheremo insieme, a 2, ok? A 2, anche 3 non va bene, non importa. Ma ascoltami, dobbiamo essere una squadra. Allora pregheremo per alcune cose. 1, perché questa generazione sia uno accanto all'altro. Dobbiamo essere un corpo solo, ok? Seconda cosa, che Dio abbatta le barriere che ci dividono. Terza cosa, che il nostro passato, perché ricorda bene una cosa, siamo stati feriti da persone, ma altrettanto noi abbiamo ferito altre persone. È così che funziona nei rapporti umani. Che le barriere del perdono vengano a spezzare l'amarezza e il ricordo di cosa è stato sbagliato. Abbiamo un futuro, dobbiamo ricostruire le mura d'Italia, ok? Conquistare una generazione per Cristo. Hai capito? 3 cose: che noi possiamo essere uno, che noi possiamo spezzare le barriere, che il nostro passato sia perdonato in Cristo Gesù, perché noi abbiamo ferito e siamo stati anche feriti, ok? Preghiamo così insieme.
Continuiamo ad adorare il Signore, a invocare il suo nome in comunione. Non so neanche se mi sente. Hai chiamato sulle acque, qui ti trovo nel mistero, nelle profondità, ho fede in te. Il tuo nome invocherò, oltre le onde guarderò, nella tempesta l'anima si stringe a te ed è son tuo, e tu sei mi circonda, la mano tua mi guiderà, nella paura e nell'ignoto, tu sei con me, non mi lasci mai.
Padre, che tu possa aiutarci davvero a camminare sulle acque in cui sappiamo che potremmo affogare, Padre, che davvero la nostra fede possa crescere di giorno in giorno in Te, Signore, che possa essere sempre più grande, Signore, che possiamo riuscire a dare i passi di fede che Tu ci chiedi di dare, Signore, che noi possiamo riuscire anche ad uscire dalla nostra zona di conforto, Signore, che possiamo davvero, come ha detto il pastore, abbattere le barriere che ci separano gli uni dagli altri, abbattere queste barriere che magari a volte siamo noi ad innalzare, Padre, che davvero in Te noi possiamo avere il coraggio e il potere di poter sconfiggere tutte le cose che il diavolo cerca di fare intorno a noi e in mezzo a noi, Signore. Ti chiedo davvero che noi possiamo aprire i nostri occhi spirituali, che possiamo vedere quello che Tu vuoi fare nelle nostre vite e attraverso le nostre vite, e che possiamo imparare, avvicinarci sempre di più a Te, Signore, imparare sempre di più da Te ogni giorno, che possiamo imparare ad amare come Tu ci ami, Signore, che noi attraverso l'amore che riceviamo da Te in ogni momento, in ogni circostanza ed ogni giorno possiamo imparare ad amare le persone che ci circondano, ad amare i difetti delle altre persone, ad amare le mancanze delle altre persone, Signore, che possiamo davvero anche amare noi stessi, riuscire a perdonare noi stessi, amare noi stessi, che Tu possa curare i nostri cuori, Signore, e che attraverso di noi si possa diffondere la Tua gloria, Signore, ma semplicemente perché Tu devi essere reso grande, Signore. Ti chiedo davvero di poter usare ognuno di noi con le nostre incapacità, con le nostre difficoltà, che Tu possa usare ognuno di noi per compiere la Tua opera su questa terra, Signore. È un onore immenso poter partecipare della Tua opera, Signore, che noi possiamo davvero arrenderci al Tuo volere, arrenderci alla Tua bontà, al Tuo amore, Signore, e lasciare che Tu agisca dentro di noi, Signore. Ti ringrazio, Padre, per questo culto a Te, questa adorazione a Te. Ti ringrazio per la Tua presenza e di nuovo per il Tuo amore, Signore. Ti ringrazio per tutto, Padre, nel nome santo di Gesù. Amen. Allora, passiamo al piccolo momento di avvisi. Domani avremo la nostra assemblea ordinaria con alle 13:30 prima chiamata e alle 14 la seconda chiamata, quindi se siete membri siete invitati a partecipare all'assemblea. Il 22 febbraio avremo l'incontro giovani coppie sposate, subito dopo la Gamove, quindi alle 19:30. Se siete giovani coppie sposate siete invitati ad esserci. Stasera non ci saranno i piccoli gruppi, quindi perché avremo il film. Io adesso invito la Giada, che dov'è eccola, a darci informazione dell'evangelismo che faremo. Ciao ragazzi. Questa predica è proprio caduta nel momento giusto e questa è una grossa opportunità per ricostruire le mura intanto della nostra piccola città di Treviso, e quindi siete tutti super invitati a partecipare a questa evangelizzazione che avrà luogo il 15 febbraio. Abbiamo scelto questa data apposta perché il giorno prima è San Valentino e come sappiamo l'amore di Dio è un amore diverso da quello degli uomini. Gli uomini possono tradire, gli uomini possono mentire, ma l'amore di Dio è quello che resta, e quindi l'obiettivo è proprio parlare di questo amore che non cambia, questo amore che ti salva, questo amore che ti cura. E quindi è importante che tutti quanti, chi ha la possibilità di partecipare, di venire, proprio come abbiamo detto questa sera, per mostrare l'amore di Cristo attraverso di noi e trasmetterlo agli altri. Quindi che possiamo davvero ricostruire questa città, queste mura di questa città insieme. Se siete interessati e siete i benvenuti, cercatemi, che così posso capire che posso contare sulla vostra presenza, e siete anche invitati, per chi vuole, anche ad organizzare proprio in sé l'evangelizzazione, non solo a partecipare chi ha piacere. Poi magari più avanti vi daremo più dettagli di come gli orari, dove ci incontreremo, cosa faremo, ok? Grazie. Grazie Giada. E adesso chiamo Samuel
che deve anche lui darci un avviso. Non è un avviso, è un brevissimo intervento sul fatto che sto pomeriggio ho avuto l'opportunità, il piacere, l'onore, la benedizione, chiamiamolo come vogliamo, tanto non mi sta guardando in questo momento, vero? Un saluto al pastore Raffaele Volpe che oggi ci ha portato a un bellissimo studio sulla storia del battismo italiano, quindi noi, perché noi siamo per l'appunto battisti, l'ho sentito da folla, grazie, ringraziamo. Sono arrivato da questo uomo, il capo del Dipartimento di Teologia dell'Unione delle Chiese Evangeliche Battiste d'Italia, una persona che ha girato tutta l'Italia, che ha un nome abbastanza anche conosciuto, più volte ha partecipato nella storia della nostra chiesa, Pastor Sandro, Pastor Caio lo conoscono, e gli ho chiesto: Pastore, se tu avessi davanti a te una sala piena di giovani e adolescenti e tu gli potessi dare un messaggio, cos'è che gli diresti? Quello subito mi ha guardato. Poi mi ha dato questo messaggio che spero di girarvelo quasi parola per parola. Purtroppo non me lo sono scritto in quel momento, avevo un bicchiere di coca in mano e sull'altra mano avevo un panino, perciò non avevo le mani libere per scriverlo. Mi dispiace, Pastore, se un giorno guarderai questa live, questo video, però ti dovrei affidare solo sulla mia memoria. Quello che spesso succede nelle nostre chiese è che noi parliamo di doveri, noi parliamo di cose che bisogna fare e questo purtroppo ogni tanto viene passato come un peso, come ad esempio, prendo subito l'avviso di prima, l'evangelizzazione. No, ma è un sabato pomeriggio, io il sabato voglio starmene a casa, io devo uscire prima, devo prepararmi prima per poter spendere così il mio pomeriggio. No, è troppo, è un peso, un quant'altro. Però quello che oggi, Pastore Raffaele Volpe, io sottoscrivo perché è un bellissimo messaggio, vi invitiamo a fare oggi, è non pensare a tutto questo come un lavoro, come un impegno, come un peso, ma focalizzarvi per trovare la gioia che c'è nell'effettivamente seguire Cristo. Perché alla fine il Vangelo, ok, cos'è che vuol dire la parola Vangelo? Buona notizia, una notizia che serve per portare gioia, è una notizia che porta libertà, è una notizia che porta gioia. Quindi c'è gioia in quello che facciamo, c'è gioia in quello che siamo. Una delle cose che spesso ripeto quando faccio parte della lode, durante le prove escono fuori le peggio castronerie di sto mondo, io sempre dico: se non ti diverti non è lode. Ed è questo il messaggio che oggi spero di aver passato dal buon caro Pastor Raffaele, che è quello di trovare la gioia nel Signore. Non a caso uno dei versetti preferiti o il versetto preferito di Pastor Sandro, Salmo 37,4, no? Trova la tua gioia oppure trova il tuo diletto nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Oh wow, ho trovato una partecipazione, è bello sapere che sapete metà di questo versetto a memoria, mi fa tantissimo felice, ok? Perciò uscire da qui gioiosi, un bel sorriso, per ritrovare questa gioia. Se oggi ti senti un po' giù di morale, se venire per te il sabato qui è un peso, prega il Signore: Signore, ti prego, fammi ritrovare, fammi rivedere questa gioia che c'è nel tuo messaggio. Ringrazio il Pastore Raffaele per questo messaggio e basta. Grazie Sam. Pastore? Ok, se mi potete mettere sulla... Eccola qua. Ora, sapete che cos'è questa? Chi è che ha vissuto questa esperienza della sentinella? Alzi la mano. Okay. Ben sulle mani, dai. Ok, maggior parte, no? Allora, questa è una catena, se così possiamo chiamarla, di preghiera che noi abbiamo proposto partendo da 2 anni fa al campeggio, e abbiamo visto che c'è stato un salto di qualità enorme nei nostri campeggi, no? Attraverso la preghiera. Allora, qualche settimana fa il Signore mi ha scomodato e mi ha detto: ma perché non fate questo anche nella chiesa, oltre che in un campeggio che dura pochi giorni? Quindi, cari miei, dobbiamo andare al lavoro, ok? Stiamo dicendo che dal 1 di febbraio partirà la sentinella di preghiera di tutte le nostre comunità, ok? Sia noi nelle nostre case, nel momento libero, quando avremo un'ora libera
o 5 ore libere, 10 ore libere, siete benvenuti e state dicendo: pastore, io posso pregare per questo motivo in questa ora della settimana, oppure un'ora tutti i giorni, benvenuto in famiglia. Perché? Perché noi attraverso la preghiera dobbiamo conquistare il mondo. Okay? Questo è il senso di quello che dobbiamo fare. Allora, sta attento. Ogni mese ci sarà un argomento di preghiera diverso. Vi manderò sul gruppo, partendo da domani, il motivo di preghiera che comincerà 1 febbraio. La prima cosa per cui pregheremo è per la santificazione della Chiesa. Okay? Il secondo mese, che sarà marzo, pregheremo per l'unità della Chiesa. Aprile, maggio, poi vedremo, ci saranno altri argomenti, ma che cosa succederà nel mondo spirituale? Attraverso la tua preghiera barriere saranno spezzate, anime conquistate, vedremo Dio all'opera e tante cose succedere come è successo là al campeggio. Quindi se tu guardi alla tua sinistra, là dove sotto la lavagna c'è un tavolino con un blocco appunti, scriverai là il tuo nome e dirai: pastore, io sono disponibile questa ora della settimana, ogni giorno, un giorno, 2 giorni, quello che vuoi, ok? Ma l'importante è che tu possa partecipare a questa grande battaglia che noi stiamo per cominciare, ok? 1 febbraio, domani arriveranno tutte le notizie sul gruppo Agamove, ma c'è bisogno delle tue ginocchia piegate e delle tue mani giunte, perché il Signore ti userà per la sua gloria, ok? Quindi segna il tuo nome, noi lo metteremo in una tabella, e impegnati ogni settimana a mantenere quell'orario, anche se tu dovrai cambiare orario. Pastore, io non posso tutte le settimane nello stesso orario, non importa, l'importante è che tu possa pregare impegnandoti in quel tempo che ti sei preso la responsabilità di pregare, va bene? Quindi segna il tuo nome prima di uscire. Pastore, io non voglio pregare, ho poco tempo. Va bene, non c'è nessun problema, non è obbligatorio, ma se vuoi sperimentare la presenza di Dio, partecipa a questa cosa. Veramente la preghiera fa una grande differenza, ok? Grazie, Dio vi benedica. Ok, e come ultimo avviso avremo il film dopo l'Agamove e funzionerà così: al bar avremo il hot dog e popcorn, che è possibile anche fare il pagamento con bancomat, quindi se volete potete andare lì al bar e prendersi qualcosa da mangiare. Adesso sono le 19:56, mi confermate? Sì? Tutti mi confermate? Ok. Alle 20:20 inizierà il film, quindi vi chiediamo, se dovete andare a prendere qualcosa lì al bar, organizzatevi in modo rapido, perché così alle 20:20 iniziamo con il film, ok? E niente, è questo. Chiudiamo, preghiamo per chiudere il nostro culto. Vi invito ad alzarvi in piedi. Ah sì, una cosa mi sono dimenticata. In mezzo al film ci sarà una pausa, quindi poi se volete andare a prendere qualcos'altro al bar, ci sarà questa pausa in mezzo al film, ok? Preghiamo allora. Signore, grazie Padre per l'opportunità di essere qui nella tua casa, nella tua presenza. Signore, grazie Signore per la parola che abbiamo sentito e per il culto, Signore, che abbiamo offerto a te, Padre, che questo possa essere la nostra vita, Signore, ogni giorno, Padre. Ti chiediamo di benedire questo fine di serata, che il Signore possa continuare ad essere in mezzo a noi e che noi possiamo avere il desiderio, Signore, di cercarti e desiderarti, oh Padre, con tutto il nostro cuore. Nel nome di Gesù. Amen.